avendolo visto domenica, il giorno di Pasqua, girare per la piazza o comunque essere presente in mezzo a tutte quelle persone, l'impressione mia era che ci fosse un miglioramento anche nelle sue condizioni, come per tanti, insomma. E invece la sorpresa del lunedì dell'Angelo, in cui appunto ci ha salutati proprio alla buon'ora, al mattino presto, come le donne che andavano al sepolcro dopo la morte di Gesù. Beh, quindi un sentimento di sorpresa e quindi con tutto quello che ne consegue un turbinio di pensieri, di ricordi. Ecco, forse anche un'altra cosa che mi ha accomunato ad altri è la nostalgia, cominciare già a essere presi un po' di nostalgia rispetto a come lo abbiamo conosciuto in questi 12 anni, al suo stile, al suo modo di esserci, a tutto quello che lo ha caratterizzato. Qual è il tratto distintivo, se vogliamo, di Papa Francesco? Beh, sarebbero molti, ma quello che mi ha sempre impressionato fin dalla prima sera, e questo vale per tanti, anche questo l'ho sentito ripetere, ma io l'ho sentito in modo particolarmente bello per me, quella semplicità, o chiamiamola anche normalità, con la quale si è presentato fin dalla prima sera, dicendo quel buonasera. E le scarpe per me sono sempre state una caratteristica del suo stile che non mi dispiace definire appunto normale. Normale nel senso di quello che la Sacrosanctum Concilium chiama nobile semplicità, sia nella vita di tutti i giorni, fino ad arrivare ai momenti vissuti nella liturgia. Papa Francesco ha sempre mostrato questa nobile semplicità e credo che i tempi di oggi, anche come cristiani inseriti in questo mondo, in questo tempo, in questi tempi veniamo chiamati, ecco, a questa nobile semplicità. Ecco, la nostra diocesi sta attendendo il nuovo vescovo, ma adesso sta attendendo anche quello che sarà il nuovo Papa. È vero, una sensazione un po' strana di non avere sia l'invescovo come anche il Papa. Credo che tutto questo stimoli un atteggiamento di attesa, quell'attesa delle cose nuove che il Signore sa scrivere quando anche la storia degli uomini è segnata dalla mancanza, dal dolore, dal lutto, ma il Signore sa scrivere cose buone anche in questi momenti e dentro questa attesa chiediamo al Signore che ci faccia crescere nella speranza appunto di tutto quello che ci vorrà donare attraverso il nuovo vescovo eletto Riccardo e il nuovo Papa che nei prossimi giorni verrà eletto.